Ma è una partita che abbiamo giocato ancora nella passata legislatura per acconsentire che coloro che hanno la difficoltà di permanere nel settore della pesca possano utilizzare i loro strumenti, e fra questi sia le barche che i casoni di laguna, per accogliere attività turistiche, e fra queste in primis le attività di ristorazione, ovviamente utilizzando il prodotto pescato e renderlo compatibile con le richieste dei cittadini che arrivano dal di fuori, quindi i turisti. Il mondo della pesca è un mondo pochissimo conosciuto, che ha delle bellezze incredibili accanto alla fatica e al lavoro che si deve fare, e quindi si potrebbe fare una saldatura forte tra coloro che debbono, per carenza di pesce da pescare, contrarre la loro attività di pesca per trasferirla in quella delle attività collegate. La visita oggi della Commissione Agricoltura e Pesca in Laguna di Venezia, e in particolare che oggi è preziosa per aver fatto valutare in maniera diretta a questi nostri colleghi la realtà splendida di questo nostro territorio, ma ancora per far capire che abbiamo bisogno di avere una laguna che, anche a fronte delle modificazioni che nasceranno per la chiusura delle bocche di porto attraverso il Mose, ha bisogno di essere fruita, e deve essere fruita da cittadini che trovino nella stessa laguna le fonti di sostentamento, rivalorizzando le attività tradizionali che sono quelle proprio della pesca di laguna nei suoi diversi aspetti e nelle sue multiforme, che sono in grado di dare reddito e di dare occupazione e nel contempo di attrarre la realtà turistica. Questo ovviamente nel rispetto dell'ambiente.